200.000 posti liberi sul sito di prenotazione vaccini, nuovo appello del presidente Zaia a vaccinarsi, ammonisce fatelo ora, non aspettate autunno, altrimenti sarà il caos. Scende l'età media dei contagiati 25 anni e dei ricoverati 50 anni, il punto del direttore dell'unità organizzativa di prevenzione che avverte si inizia a parlare di variante beta, ma non in Italia. La privacy sui dati dei docenti impedisce il collegamento con l'anagrafe vaccinale, a settembre non si saprà chi è vaccinato e chi no. L'allarme della dirigente regionale che sui vaccini dice obbligo in Veneto non serve. Festa anche in Veneto alle Fiamme a Oro Padova per il doppio risultato storico di Jackson e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo. Le parole di chi li ha cresciuti atleticamente, ragazzi straordinari. Assalto nella notte in una gioielleria a Mogliano, i ladri dopo aver arraffato preziosi per circa 80.000 euro sono fuggiti. Da ieri lo stop delle grandi navi a Venezia, secondo la CGA le risorse stanziate dallo Stato copriranno solo il 30% delle perdite dovute al trasferimento della crocieristica a Marghera. 7 anni fa la tragedia del Molinetto della Crodare Frontolo, in cui morirono 4 partecipanti alla festa degli uomini, un dramma che per i sopravvissuti e testimoni è impossibile da cancellare. Buonasera TG Veneto, ben ritrovati. Partiamo con il punto stampa di oggi del presidente Zaia che di fatto ha dato una notizia. Ci sono 200.000 posti liberi sul sito per prenotarsi e fare il vaccino, in calo le prenotazioni, anche se sono buone le percentuali dei giovani che hanno aderito alla campagna vaccinale. E poi si inizia per la prima volta a parlare di variante beta. Abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre. Questa volta i posti ci sono e sono tutti liberi, 200.000 distribuiti tra le varie ULSS del Veneto. Prenotarsi per fare il vaccino non è mai stato così semplice. Anni luce sembra siano passati da quando per trovare un posto si puntava l'orologio alla vigilia dell'apertura degli slot. Intanto le percentuali dei vaccinati continuano ad essere buone. Tra i giovanissimi I 12-19 sono 49%. I ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. E tra gli insegnanti 82% dei vaccinati, insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Il calo delle prenotazioni però è evidente, siamo a 4.000 al giorno contro le 10.000 di alcune settimane fa. I giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Approfittatene adesso, ripete Zaia, fino all'infinito, gli anticorpi durano 12 mesi. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. 460 positivi in Veneto nel fine settimana, con la curva dei ricoveri che continua a decrescere. 164 ricoverati, dato invariato rispetto ad alcuni giorni fa. Variante Delta predominante. Per la prima volta sentiamo parlare di variante beta. C'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche, tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. L'ultima chiamata con il generale commissario per l'emergenza Figliuolo per l'accordo con le farmacie per la vendita dei tamponi a prezzo calmierato è di questa mattina. I tamponi offerti dalla regione ad oggi sono gratuiti, ma conferma Zaia non sarà così per sempre. Ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Fatto l'accordo nazionale definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente al punto tamponi. Avete sentito, è alta la percentuale degli insegnanti che hanno aderito alla campagna vaccinale in Veneto. Il tema è ancora quello dell'obbligo vaccinale per il personale docente ed è anche il tema del sondaggio che vi proponiamo questa sera. Vaccino obbligatorio per gli insegnanti. Componete lo 0422 16 26 691 se per voi la risposta è affermativa, oppure lo 0422 16 26 690 se invece è negativa. Vi ricordo che il voto è gratuito e poi ovviamente
alla chiamata. Se sentirete occupato è perché il vostro voto è stato registrato. Il risultato del sondaggio al termine del TG Treviso di questa sera. E di questo tema ha parlato anche la dirigente dell'ufficio scolastico del Veneto, Carmela Palumbo, che ha detto: la percentuale è alta, non serve l'obbligo vaccinale in Veneto, ma da settembre ci sarà un altro problema. Sentite quale. In concreto, vede, in classe succederà che il dirigente scolastico non saprà e non potrà sapere quali docenti di quella classe sono vaccinati, quali no. Succederà con il nuovo anno scolastico. La tutela della privacy prevista per il personale del pubblico impiego impone che i dati in possesso degli uffici scolastici regionali sul personale docente non possano essere comunicati e dunque non possano interagire con l'anagrafe sanitaria, che detiene invece le informazioni sull'adesione alla campagna vaccinale del personale. Sapere chi è vaccinato e chi no potrebbe incidere diversamente sull'obbligo di quarantena, quindi questo aspetto della privacy che, come vede, va a incidere anche su questa tematica qui. Un tema delicato ma sollevato con forza dalla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, che pur avendo in mano dati buoni sul fronte delle vaccinazioni, quasi il 90% degli insegnanti è già vaccinato, conferma il ritorno di tutte le misure anticontagio anche per il prossimo anno. La copertura sul fronte del personale c'è. La vera incognita è rappresentata dal numero di studenti che saranno realmente vaccinati. E poi c'è la questione dei trasporti sulla quale stiamo ovviamente già lavorando con i tavoli prefettizi. Quello che posso dire è che se le linee guida nazionali prevederanno come probabile l'80% di riempimento dei mezzi con il 100% degli studenti in presenza, noi non dovremo avere problemi. Di certo la scuola non si farà trovare impreparata, almeno dal punto di vista del corpo docente. Da lunedì prossimo partiranno infatti le nuove nomine in ruolo, 4.000 in tutto il Veneto. Siamo stati autorizzati come Veneto a fare quasi 12.000 nomine in ruolo. Di fatto, non mi dilungo sui motivi di carattere tecnico, ne faremo circa un terzo. Noi riusciremo fare circa 4.000 nomine in ruolo, anzi le stiamo concludendo proprio in questi giorni. I restanti posti vacanti, i 2/3, saranno comunque coperti da supplenze. Le convocazioni saranno fatte questa volta attraverso piattaforma informatica. E ci sono dati anche sui contagiati e sui ricoverati. Li ha dati oggi il direttore dell'unità organizzativa di prevenzione della Regione del Veneto. Li ascoltiamo. L'età media dei nuovi casi sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione. Si è abbassata adesso si è stabilizzata sui 25-26 anni. Questa è l'età media delle persone che si positivizzano. Scende l'età media dei contagiati, chi si infetta di più ha tra i 25 e i 26 anni. Scende anche quella dei ricoverati per Covid. Chi entra in ospedale ha intorno ai 50 anni. Se il virus sta rallentando la sua corsa tra i giovanissimi 12-15 anni, la decrescita sul numero totale dei contagi sembra stia seguendo l'iter inglese. È rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento. Nel giorno in cui il numero dei vaccini somministrati raggiunge i 5.550.000, un lavoro lungo già 7 mesi, il dato più confortante riguarda gli over 60. Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni. Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio, tra i nuovi vaccinati, una ripresa importante di questa fascia di popolazione. A breve la Regione attende anche l'effetto Green Pass, che ha generato intanto molte prenotazioni. A livello internazionale si moltiplicano le segnalazioni sulla presenza della nuova variante Beta, che però il dottor Mongillo esclude sia arrivata e già sequenziata in Italia. Apriamo la pagina della cronaca. Nel Veronese, lite in casa tra fratelli. La sorella lo accoltella, ma lui riesce a scappare in bicicletta e a dare l'allarme. È successo oggi a Ronco, all'Adige, in provincia di Verona. La vittima è stata ferita con una coltellata appunto dalla sorella, ma fortunatamente l'uomo è riuscito a raggiungere in bicicletta la stazione dei carabinieri e a dare l'allarme prima di accasciarsi ed essere trasportato dal 118 in condizioni critiche all'ospedale Borgo Trento. La vittima è un cittadino romeno di 45 anni aggredito
ferito, come detto, durante una lite familiare a Veronella. La sorella di 43 anni è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Bonifacio, in attesa che l'autorità giudiziaria decida di denunciarla a piede libero per il reato di tentato omicidio nei confronti del fratello. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sono stabili. Andiamo ora a Padova, c'è euforia dopo che la notizia di 2 sabati fa dell'Urps Picta, che è diventata patrimonio dell'UNESCO, ora le 2 medaglie d'oro a Tokyo. Sentiamo. Il centro sportivo della Polizia di Stato esiste a Padova dal 1954. 2 fino a poche ore fa le vittorie olimpiche nell'atletica, quella di Livio Berruti nei 200 metri a Roma nel 1960 e di Alessandro Andrei nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, più il bronzo di Alessandro Lambruschini nei 3000 siepi ad Atlanta nel 1996. Alle Fiamme Oro un bottino di 2 medaglie olimpiche in un solo giorno nell'atletica leggera è qualcosa di sensazionale. Ma chi sono Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi? A Padova c'è chi li conosce da moltissimo tempo. Marcel Jacobs l'abbiamo conosciuto che aveva 18 anni, è un saltatore in lungo scordinato, però dai grandi piedi, della grande velocità, ragazzo molto timido, introverso. Abbiamo cercato di guidarlo nel suo percorso agonistico, gli abbiamo fatto cambiare allenatore, si è spostato ad allenarsi a Gorizia e poi quando ha deciso di abbandonare il salto in lungo per problemi fisici abbiamo deciso che potesse diventare un grande velocista e questo solo 3 anni fa si è spostato ad allenarsi a Roma con il suo allenatore Paolo Camossi. Sono ragazzi straordinari, al di là dei tatuaggi di Marcel, dietro c'è una persona dal cuore grande, una sensibilità enorme. Io sono sicuro che sapranno anche raccontare la loro storia e i ragazzi li ascolteranno e li guarderanno con attenzione. Ci sono degli aspetti in comune nel carattere tra Jacobs e Tamberi. Gianmarco Tamberi anch'io lo conosco da quando ero bimbo, perché io saltavo con il papà Marco e quindi abbiamo condiviso lo stesso sport, la stessa specialità nelle pedane del salto in alto. Jimbo ha un carattere molto estroverso, però anche lui è un ragazzo molto rispettoso, molto educato. Ieri l'abbiamo visto abbracciare Barshim prima della fine della gara, nonostante non sapessero che avessero vinto l'oro, gli vogliono tutti bene. È un carattere estroverso, però ha un cuore grande. Fino a un mese fa Gianmarco Tamberi era tesserato per la ATL Etica di San Vendemiano Treviso. Ora per quella società e per le Fiamme Oro sarà il testimonial di un progetto sociale della Polizia di Stato nelle scuole. Il 10 settembre sarà a Padova. Gianmarco Tamberi che sarà testimonial di un percorso che vuole portare questi ragazzi ad avere una guida, un modello che possa essere di ispirazione anche per incentivarli a fare sport. Tamberi arriverà da Tokyo martedì alle 20:30 a Roma. Jacobs invece rientrerà in patria dopo la staffetta 4% dell'8 agosto. Jacobs e Tamberi dunque orgoglio veneto, parla l'assessore allo sport di Padova. A breve saranno in città e saranno celebrati come meritano. Ma sono 2 ori olimpici innanzitutto storici, questa è la prima cosa che bisogna dire, perché insomma io credo che i 2 ragazzi e tutti noi stiamo vivendo delle emozioni pazzesche, ma sono quelle emozioni legate in questo momento, ancora c'hai l'adrenalina di quello che è successo. Non nasconde l'emozione l'assessore Diego Bonavina nel raccontare i 2 ori olimpici che domenica hanno incoronato anche Padova, capitale dello sport. Perché? Proprio dalla città del Santo hanno mosso i loro primi successi e a Padova i 2 campioni torneranno. Ma sì, ne siamo orgogliosi, perché lui la sua miglior prestazione l'ha fatta qua al Colbacchini e quindi di questo noi ne siamo contenti, perché abbiamo investito su quell'impianto, abbiamo investito su una pista che potesse essere performante e Jacobs ci ha regalato il primo grande risultato di questo meeting. Adesso abbiamo il 5 settembre, abbiamo la nuova edizione del meeting internazionale di atletica leggera. Vogliamo anche fare dei piccoli lavori sul Colbacchini per renderlo ancora più accogliente, perché insomma io incrocio le dita, però mi piacerebbe averli tutti e 2. Jacobs è molto facile che sia qui a Padova, Tamberi aveva degli impegni già assunti, però speriamo, e se non sarà il 5 Tamberi
qualche giorno dopo sarà a Padova per un'altra manifestazione. Parlando della vittoria di Jacobs, anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, apre ad uno ius soli sportivo, idea che non dispiace a Bonavina, che vede nello sport un motore del cambiamento. Questi sono quei classici eventi che in qualche modo danno quei cazzotti in testa ai politici e fanno pensare, cioè sono quelle cose che sono quei risultati straordinari dal punto di vista sportivo che in qualche modo fanno riflettere. Questi sono due testimonial, due persone che possono portare avanti determinate idee. Restiamo a Padova per un importante incontro in prefettura tra la Commissione parlamentare sul lavoro, il prefetto, il capo della procura e tutte le forze dell'ordine che hanno indagato sul caso di Grafica Veneta BM Service. Intensa giornata di incontri in prefettura sul tema del caporalato e sul caso Grafica Veneta. Il prefetto Raffaele Grassi ha ricevuto i membri della Commissione parlamentare sul lavoro presieduta dal deputato bellunese Gianclaudio Bressa, il capo della procura di Padova Antonino Cappelleri, i carabinieri che hanno coordinato l'indagine su Grafica Veneta, i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e la Guardia di Finanza. Nel pomeriggio il prefetto ha incontrato anche i sindacati, gli esponenti di Confindustria della Camera di Commercio. Nessuna dichiarazione al termine dei due incontri, mentre proprio a Tre Baseleghe, davanti alla sede della Grafica Veneta, si svolgeva un presidio del sindacato ADL Cobas che ha sottolineato la necessità di riportare la legalità in azienda, con contratti sicuri per gli stranieri sfruttati dalla BM Services. Ricordiamo che l'inchiesta della Procura di Padova della settimana scorsa ha portato a 11 arresti per lesioni, rapina, sequestro di persona, estorsione e sfruttamento del lavoro e ha coinvolto anche 2 manager della nota azienda tipografica di Tre Baseleghe. Ora andiamo nel Trevigiano, assalto nella notte alla gioielleria Sinopoli a Mogliano. I ladri portano via 80.000 euro di gioielli, fuggono, riescono a dileguarsi. Hanno agito velocissimi andando a colpo sicuro i banditi che alle 4 della scorsa notte hanno assaltato la gioielleria Sinopoli nella centralissima Galleria Avogadro di Mogliano Veneto. In 2, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze e martelli, hanno forzato la porta d'ingresso e nonostante il sistema d'allarme fosse entrato in funzione e fosse attiva la videosorveglianza, in 2 minuti esatti hanno spaccato una decina di vetrine arraffando costosi orologi e gioielli. Poi, probabilmente disturbati, sono usciti salendo a bordo di una BMW Serie 5 con targa straniera condotta da un complice che li aspettava in Piazza dei Caduti. Qui i malviventi sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che si trovavano in zona ed hanno sentito l'allarme. L'auto dei ladri è partita a tutta velocità percorrendo via Zermanesa fino all'altezza di via dello Scautismo, dove usciva di strada urtando lo spartitraffico. I 3 banditi sono quindi fuggiti a piedi portando con sé il grosso della refurtiva. Dei circa 80.000 euro di bottino infatti sono stati recuperati monili per appena 500 euro. Vane le ricerche dei 3 che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Forse un altro complice li attendeva con un'altra auto. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito anche i filmati della videosorveglianza della gioielleria e del sistema comunale. La famiglia Sinopoli è notissima. Lo zio era il famoso direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli, scomparso 20 anni fa. La gioielleria di Galleria Avogadro è gestita da Gian Maria e Gian Andrea, i figli di Eugenio Sinopoli, scomparso lo scorso dicembre e protagonista assieme alla moglie di una violenta rapina nel 2006. I banditi, allora erano in 6, lo aggredirono mentre scendeva dall'auto con un intero campionario di preziosi per un valore di 600.000 euro. Ci fu una sparatoria, fortunatamente non ci furono feriti. Quei banditi non sono mai stati presi, dice ora con amarezza Gian Maria, che bambino assistette alla rapina. Ora siamo a Jesolo con l'ennesima lite, questa volta accaduta in spiaggia, bottiglie rotte e ombrelloni tra le famiglie impaurite, dunque in pieno giorno. Una rissa è scoppiata in spiaggia a Jesolo all'altezza di Piazza Mazzini. Un gruppetto di ragazzi si sono picchiati in mezzo alla gente usando persino bottiglie rotte e ombrelloni come mazze. A che ora è successa? Alle 14. Quante persone coinvolte nella rissa? 4 persone e poi gli amici un po' più indietro stavano a guardare. A Jesolo si ripresenta il problema delle bande giovanili, compagnie di ragazzi che si portano da bere persino in spiaggia in pieno giorno. In questo caso si tratta di giovani già noti che spesso la domenica si ritrovano in corrispondenza del pontile.
Erano chiaramente alticci, racconta Renzo, assistente bagnanti dell'Arenile Mazzini. È dall'inizio dell'estate che questi ragazzi si radunano sempre qui davanti, molto spesso con bottiglie di superalcolici. E ieri, fatalità, il superalcolico ha fatto il suo effetto perché la cosa è degenerata. È scoppiata una violenta rissa tra 4-5 di loro, tanto che hanno spaccato anche delle bottiglie e si sono anche tagliati. I ragazzi si sono inseguiti tra gli ombrelloni e i lettini, creando una situazione rischiosa tra le famiglie. Chiaramente la gente ha cominciato a impaurirsi, soprattutto perché c'erano dei bambini vicino. C'è stato un fuggi generale, anche con delle urla, insomma, delle persone, dei bagnanti. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno ristabilito la calma e identificato un giovane nigeriano, amico del presunto aggressore, il quale nel frattempo si era dileguato. È intervenuta anche l'ambulanza per prestare le cure ai feriti. Le risse accadono soprattutto durante la movida notturna, ora anche di giorno. Oddio, questa situazione qui è come d'ordine, succede molto spesso. E ormai si pensa solo magari a litigare neanche più con le parole, ma a picchiare la gente, quindi è brutto da dire ma è una cosa piuttosto normale, soprattutto qui a Jesolo. È entrato in vigore il decreto che vieta il passaggio delle grandi navi a Venezia, ma secondo la CGA di Mestre le risorse stanziate dallo Stato copriranno i danni soltanto per il 30%. La questione grandi navi è diventata un grande pasticcio. Dopo 10 anni di immobilismo politico, il governo, sotto una spinta ambientalista, ha emanato questo decreto. Da una parte la sospensione immediata delle grandi navi, dall'altra parte i ristori, ma secondo noi i conti non tornano. L'anno prossimo i contributi a fondo perduto e le risorse messe a disposizione per il rifinanziamento del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione copriranno solo il 30% delle perdite causate dal trasferimento delle grandi navi a Marghera. Secondo una stima dell'Ufficio Studi della CGA, al netto dei ristori, il saldo negativo per Venezia sarà di 57 milioni di euro. Secondo uno studio recente dell'autorità portuale, l'impatto economico del porto di Venezia, solo limitatamente alla crocieristica, è di 380 milioni di euro, per cui 25 milioni di ristori sono ben poca cosa. I 380 milioni di euro fatturati dalla crocieristica nel 2018 appaiono addirittura poca cosa, però accanto ai 19 miliardi generati dal porto commerciale tra produzione diretta, indiretta e indotto. Il timore della CGA è anche che la coesistenza con le navi turistiche possa penalizzare proprio le attività commerciali e industriali legate al porto. Il decreto inoltre lascia aperte molte questioni: lo scavo dei canali, la destinazione delle navi da crociera, l'interferenza con il traffico commerciale. Il governo in sostanza ha trattato la questione come se la crocieristica fosse un'aziendina che inquina, chiusura immediata e qualche ristoro. Nel Bellunese 2 frane si sono verificate alla base del Civetta, poiché non si conosceva l'esatta ubicazione degli eventi e per controllare non vi fossero persone coinvolte si è alzato in volo l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Una volta sul posto è stato appurato che una prima frana non di grosse dimensioni si era staccata sopra il sentiero Tivan senza interessarlo. L'elicottero ha lungamente sorvolato la zona senza notare problematiche particolari. Nel secondo caso si trattava di una scarica di materiale in prossimità della Normale. Anche qui non è stato toccato il percorso e l'accumulo è avvenuto in zona normalmente non battuta. Sono stati in ogni caso consultati gli operai che stanno lavorando alla teleferica del rifugio Torrani, testimoni del distacco che hanno escluso vi fossero persone. 7 anni fa la tragedia del Molinetto della Croda, andiamo a Refrontolo, in cui morirono 4 partecipanti alla festa degli uomini, impossibile dimenticare. Il presidente del Veneto Luca Zaia su Facebook non ha mancato a 7 anni di distanza di ricordare cosa significa per la Marca Trevigiana e il Veneto il 2 agosto. La tragedia del Molinetto è impressa nella mente di ciascuno, una ferita per chi quella notte c'era quando alla festa degli Omi il torrente Lierza esondò spazzando via il tendone, le auto, gli uomini.
4 vittime: Maurizio Lot, Giannino Bredda, Luciano Stella e Fabrizio Bortolin, a cui oggi il sindaco di Refrontolo Mauro Canale ha rivolto un pensiero a loro e alle famiglie colpite da quei lutti. Il molinetto oggi è chiuso, l'acqua scorre placida, malgrado la pioggia delle ultime ore. Appare una volta di più incredibile come un piccolo angolo di paradiso possa trasformarsi in un inferno. Sul cippo che ricorda la tragedia dei fiori bianchi è Massimo Lorenzon, uno dei fratelli che quella notte, prima ancora dell'arrivo di vigili del fuoco e SUAM 118, misero in salvo decine di vite, a raccontare chi li ha deposti. Il fiore qua è stato un mio amico che ha portato il fiore e abbiamo fatto una preghiera giusto per ricordare le persone che sono state morte. Ricorda bene Massimo quella notte. L'acqua è arrivata sul parcheggio, ha portato via tutte le macchine, qua c'era esterna, ha portato via tutto. Nel tentativo di salvarsi, molte persone, ricorda, si aggrapparono alle piante. In questo albero qua erano appesi. L'acqua di quella volta del 2 agosto arrivava a quell'altezza qui. E dei salvati alcuni sono rimasti amici e riconoscenti ai fratelli Lorenzon. In amicizia con Mauro, Roni e Enrico. Che quella notte erano qua a quella festa? Sì, quella notte erano qua in quella festa, che ci hanno dato una mano anche loro a portare su la gente a casa mia. Un piccolo capriolo in mezzo ai bagnanti intenti a prendere la tintarella sulla spiaggia di Bibbione, una scena che ha lasciato tutti sorpresi, compreso il protagonista, un piccolo esemplare di capriolo ripreso col telefono cellulare. Uno slalom in piena regola tra gli ombrelloni alla ricerca di una via di fuga dalla folla. Gli esemplari di capriolo non di rado si fanno vedere a Bibbione, anche se di solito la loro specialità è guardare il fiume Tagliamento. La spiaggia veneta di Bibbione è circondata da una vasta pineta che diventa una casa perfetta per molte famiglie di questi ungulati. E allora chiudiamo con questa immagine, grazie per essere stati in nostra compagnia, alle previsioni del tempo, e poi andremo a sentire tutte le notizie che arrivano dal territorio veneziano. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Italia divisa in due, il sud nella morsa del caldo e degli incendi, il nord attraversato da correnti instabili che insisteranno sul nostro territorio anche nella giornata di martedì 3 agosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo ampi spazi di sereno. Col passare delle ore il cielo tenderà ad annuvolarsi e a scurirsi. Tempo poi via via più instabile, con temporali diffusi, specie sui settori montani e pedemontani, fenomeni più occasionali invece in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Stesso scenario poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole inizialmente, dal pomeriggio piogge localmente più intense. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso andrà meglio al mattino, ma dalle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.